L'acqua che vedete là in fondo invece è 4,30 metri in questo momento sotto il livello del mare, quindi da l'acqua là in fondo a qua ci sono 4,30 metri. È evidente che se dovesse piovere, se non ci fossero le pompe che adesso mettiamo in moto, l'acqua non va da nessuna parte. E l'idea è quella di mettere in moto una pompa e farvi vedere come lavoriamo tutti i giorni, perché queste pompe lavorano non solo quando piove, lavorano a 5, 6, 8 ore al giorno solamente per eliminare tutta la filtrazione dell'acqua, perché dalla quota del piano campagna, che è 3 metri sotto il livello del mare, al livello del mare 3 metri, l'acqua filtra attraverso gli argini. Ma quanto? Sono circa 50 litri ogni secondo, 50 litri al secondo per ogni chilometro. Moltiplichiamo per i 500 km di argini che abbiamo in questo territorio e facciamo il conto che ogni mese solleviamo circa 20 milioni di metri cubi senza una goccia di pioggia, 20 milioni di metri cubi di acqua di filtrazione. Ed è per questo che se vi incuriosisce mettiamo in moto la pompa e poi magari entriamo. Ogni secondo tic tac sono 4.500 litri. Quante ne abbiamo di acqua? Abbiamo dentro 4 pompe da 4.500 litri al secondo, che sembra impossibile, ma troppe volte funzionano tutte e 4 insieme. Qui, ma in tutto il comprensorio? In tutto il comprensorio abbiamo 42 impianti come questo, con un totale di 132 pompe. E se dovessimo accendere tutti i pulsanti mi viene il batticuore, perché poi vedo il contatore che gira, ma riusciremo a sollevare 210.000 litri al secondo. Cioè tic tac. Che potenza installata c'è? Qui la potenza installata è di 350 kW. Ogni pompa? Sì. E quindi questa signorina ci consuma da sola ogni anno oltre 200.000 euro, quando la stagione è mediamente media. Non è la più grande questa. E non è l'idrovora più grande, questa fa 18.000 litri al secondo. Abbiamo a Goro un altro impianto che ne fa 21.000, 7 pompe da 3.000 litri al secondo. Questo per dire che se non avessimo potenze come queste, se non avessimo impianti come questi continuamente efficienti, quando piovono quei 60, 70, 80 mm d'acqua, il territorio comincia ad avere problemi. Se dovessimo sognarci di andare giù di testa e di spegnere, di non accendere mai le pompe per 10-15 giorni, cominceremo a vedere l'acqua che sale dai fossi e che piano piano invade le zone più basse e poi cresce. Cioè, una volta questo territorio non era così, il vecchio impianto faceva un salto di 1 metro, quindi significa, tornano sempre dal metro ai 4 metri, sono sempre quei 3 metri mediamente di prevalenza che abbiamo dovuto adeguare su tutti gli impianti. In più cambiamenti climatici comportano una maggiore intensità e quindi, non potendo potenziare quest'idrovora, ne abbiamo costruita un'altra a poca distanza da qua per sopperire a quella che è la maggior portata. In più qua abbiamo un altro problema quando parliamo degli impianti di scolo, che incide notevolmente sul costo dell'energia elettrica, perché qua abbiamo 2 problemi che non sono, diciamo così, regolamentabili, chiamiamolo così, come potrebbe essere per l'irrigazione. La potenza massima per impianto, quindi noi paghiamo molto rispetto alla potenza che abbiamo impiegata, che utilizziamo per pochi secondi, ma quando piove non è che la possiamo programmare, quindi abbiamo altissimi oneri di sistema, perché gli oneri di sistema vanno in funzione di quella che è la programmazione dell'acquisto oppure dell'utilizzo di energia elettrica. Noi, mentre per l'irrigazione diciamo accendiamo una pompa oggi, ne accendiamo una tra 2 ore, una domani, quindi il fornitore riesce a regolamentare l'acquisto anche lui in rete dell'energia elettrica, noi abbiamo degli oneri di sbilanciamento, si chiamano altissimi, tant'è che abbiamo visto nei 49 consorzi associati del CEA, abbiamo visto che purtroppo i consorzi del Delta e i consorzi rivieraschi sono quelli che hanno questi oneri più alti di tutti, ma incidono anche dei 26-30 euro megawattora in più alla fine del costo totale della bolletta rispetto a un consorzio semplicemente irriguo.
perché da una parte hai il gestore della rete che ti dice io devo programmare gli acquisti, e dall'altra parte noi gli diciamo io non so dirti quando è che è ora di accendere questi impianti, non posso dire oggi accendo una mezza pompa. Poi loro sono bravi lo stesso, che cerchiamo di regolamentare con degli inverter, abbiamo messo negli impianti, vedono quando arriva l'acqua, dicono la punta massima d'arrivo dell'acqua ce l'ho tra 2 ore, quindi iniziamo a accenderne adesso, però comunque rimane un problema legato anche a questo. Quindi anche quando si dovesse pensare, quello che noi diciamo, a un provvedimento, comunque delle scelte da fare rispetto alla riforma energetica, la riforma dell'energia, dobbiamo tenere conto di questo. Noi vogliamo semplificarlo dicendo una roba: lo scolo è quasi un lavoro da protezione civile, cioè è come se i pompieri, ieri abbiamo fatto un comunicato stampa, l'avete letto, è come se i pompieri pagassero l'acqua per spegnere l'incendio. Noi stiamo facendo questo, noi stiamo pagando l'energia elettrica per tenere asciutto, ok? Ecco, quindi occorrerebbe su questo, capisco che è una roba difficile, perché poi oggi stiamo parlando di energia in un momento dove forse il più caldo della storia del nostro paese, dal 73, cos'è stato, sta l'altra problematica enorme, ad oggi, va bene, stiamo parlando di un problema in un contesto abbastanza complicato, però occorre con ARERA, con il GSE, occorre mettere insieme diciamo così, un pool di esperti per trovare una soluzione a questi problemi, perché noi non riusciamo, anche con gli inverter. L'altra cosa, parliamo sempre di efficienza, no? Se voi parlate di efficienza, qua abbiamo chiamato soloni dell'efficienza, le multi-utility, le multinazionali dell'efficienza, vengono, controllano, ma non c'è niente da efficientare. Le pompe che abbiamo qua dentro sono le più efficienti, quelle a chiocciola storiche della riva del coso, sono le più efficienti che esiste, purtroppo non le fanno più, ma sono quelle più, perché girano piano piano, continuamente, e sono già efficienti tra di loro, quindi non si riesce proprio a migliorare mentre sull'irrigazione possiamo e abbiamo fatto passi da giganti. Qua l'unica cosa che abbiamo è trovare un accordo, trovare un sistema di pagamento dell'energia eliminando alcuni paletti, e dall'altra parte quella che noi stiamo spingendo è la produzione di energia rinnovabile attraverso questi salti dell'acqua, attraverso il fotovoltaico sui tetti degli impianti, attraverso il fotovoltaico galleggiante. Abbiamo una marea di mandracchi che sono lo spazio che abbiamo tra il fiume e l'impianto, che sono dei metri quadri importanti, dove lì non darebbe fastidio un impianto galleggiante di energia rinnovabile. Non è possibile per un motivo idraulico, perché il dislivello che andiamo a vincere è tra la quota del canale e la quota del fiume. Se noi pompassimo l'acqua a questa quota, che è molto più alta, il salto sarebbe molto maggiore, e quindi andremo a spendere molta più energia di quella che recuperiamo. 4 km a monte rispetto a questa posizione dove siamo adesso c'è una località che si chiama Chiavica Cadolfin. Cadolfin, Chiavica Cadolfin significa che una volta questo territorio scaricava per quella chiavica, quindi significa che il territorio era più alto e scaricava in fiume perché era prevalente rispetto al fiume. Oggi quell'acqua è a quota, come vi ho detto prima, 4,20 metri, 4,30 metri sotto il livello del mare. I terreni sono a quota meno 2,50, meno 3 mediamente. Dopo, dove non c'è il problema tecnico, Giampaolo, Presidente, abbiamo il problema autorizzativo, perché tutte le volte che ti metti a fare qualcosa c'hai 7.000, con tutto il rispetto che operi i ruoli di chiunque, assolutamente, però c'hai 7.000 sovrintendenze che intervengono, c'hai la concessione, c'hai questo, c'hai quell'altro, alla fine ti ognuno conviene... deve giustificare perché esiste. Bravo, e quindi tu alla fine ti scontri di fronte a un coso e dici ascolta, sai cosa facciamo? Facciamo pagare paghiamo la bolletta dell'elettrica. È triste, però purtroppo è la verità. Siamo qua, siamo in area SIC, ZPS, nel parco, in area in Port Art Verde area, siamo con i galassi, siamo con i galassini, siamo con la 42, qualcuna mi scappa, però ogni volta che dobbiamo fare qualcosa qua per la conferenza dei servizi serve uno stadio. Esatto. Sì, cioè, no, solamente quasi, la parte ambientale, quasi. pensiamo il resto. Perché anche la tecnologia, rispetto a quello che così abbiamo guardato più volte, la tecnologia oggi ti permetterebbe anche in piano di fare delle centraline idroelettriche interessanti.
chiaro che cozzano anche con dei principi proprio della bonifica, cioè l'inverno la bonifica non è che possiamo pagare l'energia elettrica per pompare dentro l'acqua per far funzionare le centraline idroelettriche, perché c'è anche qualcuno che ha pensato a delle robe del genere, giusto Giancarlo? C'è anche qualcuno che lo pretende. Perché... C'è anche qualcuno che dice, ma siete fortunati qua, perché avendo l'acqua del fiume più alta, derivate l'acqua del fiume gratis, perché come la cannuccia per travasare il vino non si pone. E dice, ma perché non mettete una bella turbina nel tubo di scarico? Bravo, non ci avevo mai pensato, gli dico. E così io derivo e produco energia elettrica, ma poi quell'acqua che io ho prelevato devo buttarla fuori, e quindi e questi sono, come diceva il Presidente, dei soloni ogni tanto mi diverto anche con... Ripeto, le soluzioni qualcuna ce l'abbiamo, però bisogna oggettivamente pensare a quello che è il nostro ruolo, le nostre funzioni. La principale funzione, lo ricordo a tutti, è la sicurezza idraulica, quindi sulla sicurezza idraulica non ci sono degli aspetti economici che devono prevalere, cioè io non devo produrre energia elettrica, io non posso tenere pieno il canale perché devo fare energia elettrica, no, io devo tenere il canale secco perché se piove devo garantire la sicurezza sui territori, l'obiettivo non deve essere quello, quindi si può, io dico che oggi siamo avanti, però in tutte le cose ci vuole sempre il principio della precauzione, in tutte le robe, bisogna vedere qual è l'impatto dell'opera e della cosa che molto spesso purtroppo l'antropizzazione ha creato più danni di quelli dei benefici che andava a creare, quindi bisogna mettere sul piano della bilancia, e questo è un territorio che è fragilissimo da questo punto di vista, perché qua c'è il rapporto tra terra e acqua, è un territorio artificiale, signori, ve l'ha detto lui, se noi non pompiamo qui torniamo a quello che eravamo, non è che ecco, quindi visto che nessuno di noi vuole arrivare lì, credo, ecco, per le popolazioni, ma soprattutto perché è stata un'opera ingegnosa dell'uomo che dobbiamo preservare e mantenerla del tempo, però bisogna usare l'intelligenza del caso, va bene, e la lungimiranza nel gestire questi momenti anche critici, magari di tensione, e capisco che oggi tutti siamo pronti a dire ma il problema è l'energia elettrica, ma il problema è questo, però vogliono affrontati con la barra dritta e consapevoli che qualsiasi scelta che fai ha delle ripercussioni.